Faccio un esempio concreto: se noi diamo le risposte assistenziali ai bisogni dei nostri anziani negli istituti, queste risposte costano enormemente di più che non rispetto, diciamo, al fatto che queste risposte vengano invece date nel contesto familiare. Quindi l'obiettivo dello Stato non è quello di sostituirsi alla famiglia, ma è quello di supportare la famiglia, quindi è considerare, applicare pienamente il principio di sussidiarietà. Ecco, e questo principio è un principio della nostra Costituzione molto importante, che viene dichiarato spesso ma perseguito poco. Noi come UDC invece vogliamo che questo diventi il punto focale, l'orientamento primario di ogni nostra azione politica, perché crediamo che sia non solo un motivo per dare dignità alle persone, per valorizzare la famiglia, ma anche un motivo per abbattere i costi e quindi vincere le sfide del welfare del prossimo futuro.